Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a te Natalia, grazie come sempre, buon lavoro. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà. Io sono Antonino Danna e lei invece, la nostra padrona di casa, Laura Ravetto. Buon pomeriggio cara. Buon pomeriggio a te Antonino, sono dal centro di Roma, sto andando verso la Camera dei Deputati per votare, sentirete magari un po' del famoso traffico romano intorno a me. Va benissimo perché sono segnali di vita e la radio è l'immediatezza nel raccontare la vita, quindi va bene così. Il bello della diretta. Esattamente. Ricordiamo ai nostri ascoltatori 0292947222, il telefono è aperto da adesso, e altresì 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Allora, cara Laura, questa settimana io ho selezionato e abbiamo discusso alcune notizie che cominciamo a presentarvi. Prima di tutto con il caso della modella Stefani. L'8 di novembre sul Corriere della Sera c'è stata edizione nazionale, la ragazza è stata intervistata da Federico Berni. Io aggredita sul treno, a chi non mi ha aiutato dico potevo essere vostra figlia. In Brasile non mi è mai successo nulla. Questa ragazza è una modella brasiliana, si chiama Stefania Amaral, ed è successo proprio questo. Qualche giorno fa l'uomo che l'ha brutalmente aggredita, un 26enne originario del Gambia, è stato individuato, denunciato dai carabinieri, trasferito nel CPR di Torino, da cui dovrebbe essere rimpatriato. Stefani, modella brasiliana di 29 anni, può tirare un sospiro. Come? Il dovrebbe già mi fa tremare, deve essere rimpatriato. Stefani, modella brasiliana di 29 anni, può tirare un sospiro di sollievo. Sono state ore emotivamente pesanti quelle dopo l'evento di lunedì scorso. Era a bordo del regionale che da Bergamo la riportava a Milano quando l'uomo l'ha aggredita. Insulti, poi un pugno e ancora calci, un assalto immotivato avvenuto in mezzo a tanti testimoni che a detta della vittima non l'avrebbero aiutata. Una scena che lei ha ripreso parzialmente mettendo mano al cellulare. Amaral, che da San Paolo si è trasferita 4 anni fa a Milano, dove afferma è stata vittima di un'altra aggressione immotivata, ha cercato di difendersi utilizzando lo spray al peperoncino che aveva nella tasca del cappotto, ma è stata ugualmente sopraffatta fisicamente dall'uomo. E dice a proposito della giustizia: so che le leggi esistono, che sono ben scritte, le forze dell'ordine lavorano per applicarle, ho fiducia nel sistema. Però penso ad altre donne che vivono lo stesso incubo, quello di sapere che ci sono uomini liberi di circolare che magari le perseguitano, che vogliono il loro male. Prima di quello che le è capitato, si sentiva sicura in Italia? Ribadisco, credo nella forza dello Stato, anche se non posso dire di essere molto fortunata, non solo in questa occasione. A cosa si riferisce? Vengo da San Paolo, Brasile, una metropoli enorme, famosa per tante cose, ma anche per i suoi problemi legati alla criminalità, come tante grandi città sudamericane, e non mi è mai successo nulla. In questi 4 anni milanesi, invece, l'altra sera mi è capitato questo fatto orribile, una persona sbucata dal nulla, mai vista prima, che mi fissa, poi mi insulta e infine mi picchia, mi tira un pugno in fronte, mi prende a calci mentre sono a terra, mentre viaggio come tanti altri in treno. 2 o 3 anni fa invece ero sull'autobus, sempre a Milano, quando un uomo, anche in quel caso senza motivo, ha tirato un sasso contro i finestrini e ha preso proprio me, anche quella volta sulla testa. In quell'occasione almeno un passeggero, un immigrato africano, mi aveva soccorso e mi aveva aiutato, mentre stavolta sul treno mi sono sentita sola. Cosa direbbe a chi si è voltato dall'altra parte? Che al posto mio avrebbero potuto esserci le loro figlie, madri o compagne.
Laura, prima di chiedere il tuo parere c'è una telefonata, se vuoi la prendiamo. Certo, sì. Pronto, chi è là? Sono Albino, buongiorno Antonino, buongiorno alla signora Ravetto, come va? Maresciallo, Buongiorno. Buongiorno, grazie caro. Allora, discorso di sta povera ragazza, due cose. Primo, in Brasile quello non succede perché in Brasile girano armati e ti sparano. Il discorso finisce lì, se qualcuno assaliva una ragazza e la picchiava, passava uno, tira fuori la pistola e lo ammazzava e il discorso finiva lì. Secondo, siamo in Italia, tu intervieni, quel bastardo lo riempi di botte e trovi il solito giudice buonista del piffero che ti condanna e devi pure pagare i danni al delinquente e non è la prima volta che capita. Il problema grosso nostro è quello, finché avremo una magistratura, io patisco la magistratura, giuro, sempre detto, meglio in una cesta piena di vipere e di serpenti velenosi che davanti ad un magistrato. È una cosa, io ho la totale sfiducia in certi personaggi e in Italia questo succede. Mi spiace molto, scusatemi, ma io di fronte a queste cose vado un po' fuori dalla grazia del buon Dio. Vi saluto, vi ringrazio molto sempre per l'attenzione e auguroni e buon proseguimento. Grazie, ciao a tutti, ciao. Laura, a te. Ecco, sì. Allora, dunque, intanto grazie della telefonata, poi ovvie considerazioni, per cui noi siamo felici di stare in un paese dove uno non va a prendere e spara alla gente, perché ci sono le forze dell'ordine che possono utilizzare le armi in modo proprio, che naturalmente non ammazzano le persone ma le arrestano, perché questo è quello che deve succedere. Però ci sono un sacco di verità in questa telefonata. La prima cosa che voglio dire è che ormai è chiaro a tutti che parlare di sicurezza significa parlare di donne, perché purtroppo la mancanza di sicurezza che noi vediamo particolarmente in Lombardia e particolarmente a Milano e ha un diretto effetto soprattutto sulle donne. Le donne, io lo vedo a Milano, hanno paura a circolare da sole e questo che è successo nell'ambito di Monza è uno dei tanti esempi. Però visto che poi sai che io sono una persona molto trasparente, molto diretta, arrivo al punto principale di questo articolo, che non è tanto e soltanto l'indifferenza delle persone, che comunque non è motivata, però è vero che le persone hanno paura, eccetera, ma è il profilo dell'aggressore. Perché tu oggi hai fatto un'ottima rassegna stampa in cui articolo dopo articolo andremo a vedere che questi aggressori hanno per lo più la medesima caratteristica, cioè parliamo di immigrati irregolari molto giovani. Allora, questo è il tema. Sta gente, lasciami dire sta gentaglia, Sì. non deve calpestare il suolo italico, quindi non dovrebbe essere qui, punto. Quindi per questo dicevo, il dovrebbe deve diventare un deve, sto tizio deve essere rimpatriato, non deve essere sul nostro territorio, non ci doveva neanche arrivare. E attenzione a chi poi, perché qua è pieno di anime belle, non in questa radio, ma in generale sì, mi venisse a dire, ah ma tu dici così perché questo era gambiano, quello che vedremo dopo egiziano. No, guardate, se fossero danesi o svizzeri che fanno queste cose sul mio paese, direi la stessa identica cosa, avrei forse più problemi perché sono intra-UE a cacciarmi via, ma avrei lo stesso atteggiamento. Qua non è una questione di razza, però è una questione di iniziare a dirci la verità. Questi aggressori per lo più hanno tra i 20 e i 30 anni e per lo più sono gambiani, magrebini, insomma vengono dall'Africa, sono immigrati irregolari, la maggior parte sono immigrati irregolari. Allora, oltre ad interrogarci sull'indifferenza delle persone, interroghiamoci sul perché questi tizi siano sul nostro territorio. Siamo noi al governo, stiamo mettendo in atto delle cose importanti, c'è un nuovo decreto sicurezza che è stato approvato, di cui adesso si dovrebbero vedere gli effetti. Certo, non aiutano certi magistrati che quando proviamo a fare i centri in Albania ci dicono che non li possiamo fare, non possiamo rimpatriare. Ecco, appunto. E questo a un certo punto dovremmo pure chiederci, ma qua a che gioco stiamo giocando? Questo è il punto della situazione. A che gioco stiamo giocando? Questa è la verità. E vorremmo anche capirlo, insomma, perché francamente c'è da mettersi le mani nei capelli. Laura, ci sei ancora? No, ci sono ancora Ah, e sì. ripeto, non è un gioco, nel senso capisco qual è la tua osservazione. Il
Sì, e che dobbiamo iniziare a chiamarli con il loro nome. Anni di buonismo che ha fatto entrare tante persone, la stessa Europa, come segnalato dal segretario Salvini nel convegno a Bari, di presentazione del candidato, che ha detto l'Europa è troppo morbida, fa entrare di tutto, ora basta, queste persone non devono essere in Europa, anche perché non so se avete notato, quando si fanno i rimpatri, spesso sono i paesi di provenienza, cioè la stessa Africa che non li vuole. Si dice che non sa chi siano, che non li rivuole, sai perché? Perché qua arriva il peggio, qua arrivano già gli sbandati, già i mezzi criminali ed è inaccettabile. Quindi io non dico che avremo di nuovo un ministro illuminato come Salvini che pagando il prezzo di processi su processi e andando a festeggiarsi il Natale in Cassazione ha chiuso i porti, che è l'unica cosa che veramente andrebbe fatta, però almeno che ci si vada vicino. Pienamente d'accordo. Adesso io passerei alla seconda notizia, vi ricordo sempre 0292947222 oppure per le vostre telefonate, oppure 340 670 9659 per le zappe o WhatsApp. Qui siamo su Il Giornale di lunedì 10 di novembre e scrive un amico, Felice Manti, che tra l'altro parla di un altro amico, l'avvocato Claudio De Filippi, che al giovedì trovate a Zoom con In attesa di giustizia i casi dell'avvocato De Filippi. State a sentire che cosa è successo. Partner La Pesta sul codice rosso PM inerte. Chiediamo un'ispezione al Ministero della Giustizia per l'applicazione del codice rosso alla Procura della Repubblica di Milano. La tranquillità della domenica mattina di una donna ucraina che a Paderno Dugnano vive con 2 figli minorenni finisce in ospedale. La sua denuncia di codice rosso contro il compagno egiziano Ahmed M, originario di Sharqiya, datata 3 ottobre del 25, è rimasta lettera morta e in codice rosso c'è finita lei. Il suo avvocato è una furia mentre ci racconta l'aggressione. Avevamo chiesto di farlo uscire di casa invano, dopo tanti litigi l'ha mandata in ospedale con 7 giorni di prognosi, racconta il giornale Claudio De Filippi, mostrandoci la denuncia di Marina O, ucraina poco più che quarantenne. Lui è in casa anziché in galera, lei è all'ospedale. Il fascicolo è in mano al PM Carlo Enea Parodi, come dimostra l'anagrafica del tribunale di cui il giornale è in possesso. La donna, tramite il legale, racconta che il compagno, mentre la picchiava, le diceva: con te la faccio finita. Sarebbe riuscita a scappare spruzzandogli il peperoncino negli occhi. La denuncia per codice rosso non è la prima e non sarà l'ultima. Ma il legale si sorprende per l'immobilismo della procura, che ha lasciato un marito violento a casa con la sua potenziale vittima e i suoi 2 bambini di 11 e 9 anni, presenti al momento delle percosse. Nella denuncia ai carabinieri sarebbe stato allegato anche un video di minacce. Gli uomini dell'Arma sono impotenti, non possono arrestarlo anche se la donna, visitata in ginecologia e in degenza come prevede il protocollo sulla violenza sulle donne, dichiara che il compagno violento avrebbe voluto impossessarsi dei documenti dei bambini. Eccolo il motivo dell'ennesima aggressione. I carabinieri hanno risposto: un maresciallo della compagnia di Paderno Dugnano mi ha confessato, non l'abbiamo neanche interrogato nei 5 giorni previsti dalla legge, ci dice De Filippi riportando il racconto della donna. L'avvocato è intenzionato a far causa anche al Ministero della Giustizia e presentare una denuncia a Brescia, ipotizzando l'omissione di atti d'ufficio perché per far partire l'inchiesta serviva l'ok del magistrato mai arrivato finora. In serata, nonostante la prognosi, la donna ha preferito dimettersi e tornare a casa dai figli. Dio abbia pietà di lei, perché non so che cosa può aver No, subito ancora. questo è il classico esempio di quando il legislatore fa le leggi e i magistrati non le applicano, perché noi abbiamo fatto un codice rosso e abbiamo fatto soprattutto un rafforzamento del codice rosso che obbliga il magistrato entro 5 giorni ad ascoltare la potenziale vittima. E questo non è stato fatto, a quanto pare, da come viene descritto. Quindi benissimo l'interrogazione al Ministro della Giustizia, perché non è che il legislatore rafforza il codice rosso, fa le norme a tutela delle donne e poi vengono disattese. Fa benissimo il magistrato a essere furioso. Questo è l'avvocato a essere furioso più che altro. Sì, scusami, l'avvocato a essere furioso, ovvio.
Beh, a questo punto vuoi presentare tu un'interrogazione a Nordio? Ma no, ma io penso che lui faccia di più, nel senso io posso tranquillamente farlo ed è un buon suggerimento e lo farò, ma io penso che lui cercherà proprio di attivare qualcosa a livello disciplinare, perché poi siamo Certo, sempre lì, cioè a un certo punto ogni professionista si assume le responsabilità dei suoi errori. I magistrati sono professionisti come gli altri, si dovranno assumere le responsabilità di eventuali errori. Comunque sì, è un buon suggerimento, farò un'interrogazione al ministro Nordio. tanto l'articolo ce l'hai già che te l'avevo mandato, quindi non c'è Sì, sì, problema. assolutamente, ottima idea. Possiamo produrre adeguata documentazione, come si suol dire. Sì, esatto. Procediamo con la nostra rassegna e passiamo adesso al Libero. Siamo sul Libero, domenica, scrive la collega Claudia Osmetti, e io qua davvero mi metto le mani nei capelli perché ci sono due notizie che sono una peggio dell'altra. Allora, la notizia più importante è questa: gli impulsi dei potenziali killer, lo stalker implora l'arresto. Se non mi fermate io ucciderò mia moglie. Un 48enne napoletano già denunciato dalla ex si presenta ai carabinieri rivelando le proprie intenzioni. Al figlio scriveva: la faccio in 1000 pezzi. E tra poco vi leggerò la notizia. La seconda notizia, che è in un box, in un piccolo spazio in basso: Padova, vita d'inferno, mezzo secolo di botte in famiglia, novantenne condannato per violenze. Cioè, veramente, io resto davvero esterrefatto. Questo che ha picchiato la moglie per 50 anni, non ho altro da aggiungere. Comunque, andiamo avanti con la prima No, notizia. sì, in effetti, Sì, allora, qua ci sono due temi importantissimi, no? Che sì, troviamo delle situazioni familiari in cui per 50 anni una donna è vittima di violenze e non ci sia stato un intervento. Poi il fatto che quest'uomo si consegna alle forze dell'ordine non è che me lo fa, diciamo, erigere a grande eroe. Questo è un no, criminale, se è vero tutto quanto accertato dalla stampa, che merita di essere sbattuto in galera, ma meritava probabilmente già prima. Cioè il fatto che si debba consegnare lui ai magistrati e non ci sia stata la possibilità di una valutazione di soggetto pericoloso e che quindi fosse già non solo allontanato dalla casa coniugale, ma probabilmente anche messo in una struttura, se non carceraria, comunque di natura detentiva, lascia abbastanza perplessi. Poi ho visto che psicologi si sono interrogati addirittura sul fatto di dire che forse questo può essere addirittura una modalità per questo tizio per avere visibilità. Ora, io non voglio arrivare a pensare che addirittura siamo a questo genere d'obbrobrio, però ecco, non mi procura nessun tipo di empatia, ecco, il fatto che si sia certo. consegnato. Allora, vi do la notizia. Se non m'arrestate uccido mia moglie. È venerdì pomeriggio, sono circa le 17:30 quando un uomo di 48 anni entra trafelato alla stazione dei carabinieri di Napoli Capodimonte. Forse agitato, forse in subbuglio, di certo ha alle spalle una vicenda di persecuzioni e minacce verso la donna con cui ha condiviso parte della vita, a cui ne ha fatte passare di ogni colore. Sono andato sotto casa sua, ma non c'era, dice agli agenti che l'ascoltano sempre più sbigottiti. Fermatemi. Questa è una storia a lieto fine, la storia di una violenza per fortuna mancata, di una situazione che poteva degenerare e non l'ha fatto, di uno stalker, grazie al cielo, che ha saputo farsi bloccare in tempo. È vero, la sua supplica in extremis non cancella 2 anni di vessazioni, non spazza via i mesi segnati da tensione e manie ossessive, non rimuove il fatto che lei dal 2023 abbia dovuto cambiare abitudini e pure orari di lavoro, che sia stata costretta a disfarsi del citofono e abbia dovuto richiedere una nuova utenza fissa per il telefono, che se lo sia ritrovato davanti casa e se lo sia ritrovato nel negozio che gestisce, che sia stata perseguitata lei e addirittura alcuni dei suoi familiari anche su internet, però lascia aperto un barlume di speranza. E infatti il maresciallo di turno a cui si presenta il 48enne quasi non ci crede quando lo vede arrivare mezzo sconvolto. Tra parentesi, la notte prima i suoi uomini sono accorsi sotto l'abitazione della signora perché lui ha inviato messaggi minatori al figlio di 19 anni. Se incontro tua madre la faccio in 1000 pezzi. E dato che non ha ricevuto riscontri, ha aggredito il ragazzo con la stampella che lo tiene in piedi. Appena sente il suo appello accorato, il militare alza la cornetta. Cerca il numero della donna, la conosce, la chiama al telefono, ci parla, si tranquillizza.
Si tratta di una professionista della stessa età del marito, i due sono separati legalmente solo da marzo. Risponde al telefono, sta bene, tutto a posto, non le è successo nulla. Sospiro di sollievo e adesso un solo problema, che fare con l'uomo? Ci pensa la magistratura partenopea che un po' per via dell'inusuale richiesta, un po' perché le minacce con cui il 48enne ha travolto la moglie non sono una sciocchezza, un po' perché soprattutto sono reiterate e non è la prima volta, lo arresta. Siccome lui soffre di una problematica motoria, non finisce direttamente in carcere, ma viene trasferito in una struttura idonea. L'autorità giudiziaria farà il suo corso. Sì, ma nel frattempo cosa gli è scattato? Perché di atteggiamenti qui evidentemente ce ne sono due. Da un lato lo sa, se ne rende conto che tartassare in quel modo la sua ex partner è sbagliato, è eccessivo, inopportuno e anche illegale. Ma dall'altra è come se non potesse farne a meno, come se non riuscisse a smettere di capitare alla sua porta per importunarla. Generalizzare è sempre sbagliato in ogni campo e persino in quello della cronaca nera, perché ogni vicenda è a sé stessa e perché, per quanto possano essere ricorrenti, non ci sono schemi universalmente infallibili. Tuttavia, in un certo senso, è la caratteristica dello stalker tipico. Una richiesta del genere può essere interpretata come il tentativo estremuo di fermarsi, possiamo definirla un ultimo grido di aiuto, spiega il criminologo ed esperto di psicologia giuridica Marco Pingitore, ma potrebbe anche essere collegata alla dinamica del controllo che è un tratto fondamentale dei casi di femminicidio, il quale in questo frangente, vivaddio, è scongiurato. È come se il 48enne, mettendo le forze dell'ordine di fronte a un out-out e chiedendo un loro intervento, cercasse disperatamente di controllare la situazione e di conseguenza controllare il suo essere fuori controllo. È un giro di parole, ma c'entra un punto. Cioè, manca poco che questo stalker sia un eroe. No, è esattamente quello che dicevo prima, cioè Sì. non mi procura nessuna empatia come personaggio, non capisco come potesse essere libero di picchiare la moglie e in giro, non capisco come un soggetto che manda messaggi minatori e faccia appostamenti sotto casa dopo che abbiamo fatto delle norme sullo stalker ben specifiche sia in giro. Detto questo, meno male che non è più in giro. Magari non doveva essere in giro perché un magistrato, ripeto, ne aveva già definito la pericolosità sociale. Certo. Ora, io ho quest'altra notizia e penso ad Alessandro Manzoni, l'inno alla Pentecoste, quando dice tempera la canizia di voglie sante. Certo non intendeva la voglia di sfondare di mazzate la moglie a calci e pugni, però sentite un po' qua che altro c'è, sempre sul Libero, sempre la collega Claudia Osmetti. Compirà 90 anni tra qualche settimana, ma è stato condannato a 2 anni di reclusione con pena sospesa. Lui stesso ha scelto di partecipare a un percorso di recupero con un'associazione per 6 mesi, per mezzo secolo di maltrattamenti alla moglie. Padova, periferia nord della città, è da 50 anni che mi picchia. Quando lei trova il coraggio di denunciare il marito orco ha già 89 anni. E l'anno scorso, in maggio, accanto alla donna ci sono i 2 figli, a cui prima di presentarsi davanti alle forze dell'ordine ha chiesto aiuto. Ha picchiato anche loro quando erano piccoli e negli ultimi mesi mi ha anche minacciato di morte. Con la denuncia in procura, come scrive il quotidiano locale Il Gazzettino, l'uomo si becca una misura restrittiva, non può avvicinarsi alla casa di famiglia e ai luoghi che frequenta la moglie. Lo ospitano momentaneamente alcuni parenti. Lei però, mentre parla con gli inquirenti, scoppia a piangere. Un matrimonio suggellato nel 1956, all'apparenza felice, con gli amici comuni che non sospettano niente, agiato, pellicce e gioielli a Natale e botte durante tutto l'anno. Nell'ultimo periodo l'anziano si fa anche più aggressivo, violento. A febbraio, dopo una lite banalissima, le sferra una serie di pugni all'addome. Lei, pensionata, va al pronto soccorso. Il medico di turno le dà 10 giorni di prognosi. Neanche questo episodio, tuttavia, ferma la furia del consorte. Ed è con quel referto sanitario in mano, nonché la documentazione delle foto dei lividi, che la donna si presenta agli agenti. Adesso la sentenza che dà ragione a lei e che condanna lui scrive che è stata assoggettata a un regime di vita coniugale improntato a umiliazioni e paura con azione perdurante. Sai a che cosa mi fa pensare questa storia? A una discussione tanti anni fa che fecero mia Dimmi. madre e mia nonna e si parlava del divorzio. E a un certo punto mia madre disse: "Beh, meglio così, perché una volta se li sposavano e se li dovevano tenere a vita anche se li gonfiavano, anche se le gonfiavano di mazzate".
Ecco, perché io mi chiedo solo perché questa signora non abbia chiesto il divorzio prima e non abbia fatto qualcosa perché prima. ci vuole molta forza, perché purtroppo, e facciamo i complimenti alla signora e facciamo anche Sì. i complimenti ai medici del pronto soccorso, che sicuramente grazie alle leggi che sono state molto migliorate in Parlamento avranno attivato una procedura specifica, perché noi adesso abbiamo voluto che quando le donne arrivano in pronto soccorso, che è davvero il primo step, no? Il primo luogo dove si può individuare una violenza su una donna, vengano attivati dei protocolli peculiari, ma dobbiamo dire che tutta questa attenzione sulla violenza verso le donne è una cosa abbastanza recente, c'è stato come un risveglio collettivo e meno male che c'è stato, e c'è stato anche da parte, spero, degli uomini che con noi devono fare questa battaglia. Quindi questo è un altro esempio di necessità di denunciare. Complimenti alla signora anziana, diciamolo a tutte le donne, all'inizio, al primo schiaffo si denuncia. Io dico sempre al primo schiaffo si denuncia. Esattamente. Aggiungerei anche un'altra cosa. È una vergogna il fatto che comunque ci siano uomini che fanno queste cose e non è il caso di dire vabbè c'ha 90 anni, una volta era diverso. Non importa, queste sono violenze che si sono verificate anche adesso. Laura, c'è Lisetta al telefono. Vai Lisetta, ti ascoltiamo. Buon pomeriggio Buongiorno a tutti e Lisetta. due. Innanzitutto, allora, io parlo di un altro argomento, però è grave anche questo per me. Allora, i bambini nel bosco, non so se avete visto in televisione. Allora, lasciamo in pace questa famiglia, secondo me, e voglio arrivare a un dunque. Allora, mi lascia sgomento il caso della famiglia a cui i servizi sociali hanno tolto la genitorialità perché non vivono nel modo imposto dalla nostra società. Io direi malata, aperta e chiusa parentesi, perché abbiamo anche una società malata. Allora, i figli non vanno a scuola, ma usufruiscono di un'ottima istruzione parentale. Vivono isolati, mi sembra, ma sono felici e hanno tanti amici dei dintorni, non hanno utenze. Il mondo non le ha avute per migliaia di anni, secondo me, non per questo si è estinto. Ora la mia riflessione è quanto segue. Quasi tutti i Rom vivono in condizioni peggiori. Come mai non intervengono con la stessa solerzia? Allora, i figli della famiglia in questione non sono maltrattati né trascurati, sono felici e crescono secondo una loro filosofia di vita. Dove sta il reato, secondo voi? Mi è capitato, e aggiungo anche questo, di vedere un bimbo di forse 5 anni figlio di genitori manager, troppo impegnati a far carriera per trovare il tempo per l'educazione del bambino, che giocava con lo smartphone ad un gioco che consisteva nell'uccidere più persone possibile nel tempo permesso da una clessidra. Probabilmente crescerà con la convinzione che uccidere una persona sia un gioco. A questi genitori i servizi sociali dovrebbero togliere la genitorialità e lasciare in pace quella famiglia. Tutto qua, io vi saluto e una buona giornata anche a voi. Grazie Lisetta. Grazie Laura. Lisetta. Allora, io non conosco la vicenda, o meglio la conosco solo dal punto di vista giornalistico, quindi non prendo posizione su lasciare o non lasciare in pace perché non conosco le situazioni. Però una cosa la voglio dire, certo che mi piacerebbe vedere la stessa solerzia quando vedo per strada bambini, soprattutto a Milano li vedo, ma sono dappertutto, di famiglie rom che vengono utilizzati per fare l'elemosina nelle migliori delle situazioni e per rubare insieme alle madri nelle peggiori. Ecco, in quel caso lì diciamo vorrei vedere la stessa solerzia, perché quei poveri bambini non solo vengono così non mandati a scuola, ma vengono anche usati come scudi umani per non essere perseguiti dei reati di accattonaggio o peggio del reato di furto. Ecco, questa è una cosa sulla quale sono pienamente d'accordo. Detto ciò, certo, mi chiedo che relazioni possono sviluppare questi ragazzi che crescono nel bosco nel momento in cui usciranno dal bosco e si troveranno in una realtà che è completamente l'opposto del posto in cui si trovano. Comunque adesso noi dobbiamo andare un momentino in pausa, 2 minuti e torniamo subito, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo? No, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408. Regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello, fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408, chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025, qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino, oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Di nuovo a voi la linea. Grazie a te Natalia, questa è sempre l'altra metà della radio. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con la padrona di casa Laura Ravetto, che voglio ringraziare come sempre del suo tempo. No, grazie a chi ci chiama, grazie molte. Certo, questa è la cosa più importante. 340-670-9659 per i vostri WhatsApp che dir vogliansi, oppure se volete telefonare 0292947222. Noi, come vedete, il telefono è aperto e passiamo le telefonate. Sono le 14:35 minuti e 18 secondi quando noi andiamo avanti con una notizia che arriva da La Verità stavolta, ne scrive la brava collega Mirella Molinaro, anche lei varie volte nostra ospite a Zoom, e Mirella ci racconta che, ho scritto domenica, Firenze, donna violentata in centro, egiziana e marocchina arrestati. La vittima è una panamense, i due risultano irregolari, Salvini, castrazione chimica. Sentite un po' che cosa scrive Mirella Molinaro. L'avrebbero aggredita nel cuore della notte e poi brutalmente violentata in auto. È agghiacciante il racconto di una turista panamense di 35 anni, vittima di abusi sessuali da parte di due cittadini stranieri, un egiziano di 26 anni e un marocchino di 32. I due risultano irregolari. Nel primo pomeriggio di ieri sono stati individuati e rintracciati dagli inquirenti che stanno cercando di ricostruire che cosa è successo, ricostruendo l'incubo vissuto dalla turista. La giovane nella notte tra venerdì e sabato è stata avvicinata da due uomini mentre camminava in piazza San Pancrazio, uno dei luoghi più centrali della città, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti dalla vittima stessa, è stata costretta dai due uomini a seguirli ed entrare in un'auto dove i due hanno abusato sessualmente di lei. La giovane ha iniziato a urlare cercando di chiedere aiuto e a divincolarsi. I due sono scappati, ma le urla e i pianti della turista sono stati sentiti da un passante che alle 4 di mattina si trovava in zona e ha visto la giovane piangere in un'automobile parcheggiata lungo la strada. L'uomo ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un'ambulanza del 118. La giovane è stata trasportata all'ospedale Careggi, dove i sanitari hanno attivato il protocollo del codice rosa per le vittime di violenza sessuale. Gli agenti hanno subito avviato le indagini alla ricerca di qualsiasi elemento utile a rintracciare gli aggressori. I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno anche sentito la donna, che è stata ricoverata in ospedale per le lesioni riferite visibilmente sotto shock. Gli investigatori hanno transennato la zona e hanno avviato verifiche anche sull'autovettura. Gli agenti si sono messi subito sulle tracce dei due malviventi stranieri che sono stati rintracciati e accompagnati in questura per essere ascoltati. Secondo le prime informazioni,
La vittima avrebbe trascorso la serata in alcuni locali del centro e avrebbe bevuto alcolici. Poi nel cuore della notte l'incontro con i due sconosciuti e la violenza. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio della notte e attendono i risultati degli accertamenti medici e tecnici per confermare la dinamica dei fatti. La violenza sessuale compiuta nel centro di Firenze, che scrive ancora Mirella Molinaro, scuote anche la politica. Un altro orrore, un altro stupro ai danni di una donna. Basta, twitta il leader della Lega Matteo Salvini. Quasi la metà dei denunciati per reati sessuali in Italia è di nazionalità straniera, pur rappresentando meno del 9% della popolazione totale. Avanti senza altri dubbi con la proposta della Lega, che come già in altri paesi prevede la castrazione chimica per bloccare stupratori e pedofili di qualunque nazionalità. Laura, a te. Sì, allora io non li vorrei proprio sul nostro paese. L'ho già detto prima. Sono d'accordo. Castrati chimicamente o non castrati chimicamente, questi non devono essere qua. Tra l'altro la cosa che sconvolge è la giovane età di questi stupratori, e questo è sinonimo certamente di un'idea della donna oggettivizzata e voglio dire vista come una cosa che si può possedere, e probabilmente la frustrazione di questi mostri, lasciami dire, che arrivano sul nostro territorio, non sono integrati, probabilmente rifiutati dalla comunità femminile, e sfogano la loro frustrazione in questo modo. Questa gentaglia non dovrebbe essere da noi, e se è da noi, calci nel culo, fuori, rimpatriati. Torniamo al discorso di prima. Noi siamo al governo, Piantedosi ce la sta mettendo tutta, speriamo che anche il resto degli operatori che deve collaborare a questo sistema, che sono prima di tutto i magistrati, collaborino. Certamente, questa è la cosa più importante, tra l'altro, e abbiamo bisogno soprattutto di maggiore attenzione, perché voglio dire, ora io non scado nel discorso stupido e vabbè, però se hai bevuto e ti muovi in una città che non conosci di notte, allora te la sei andata a cercare, perché è lo stesso discorso di chi dice ah, com'era vestita. Osservo però una cosa, se tu barman vedi che la ragazza sta bevendo, vedi che non ti pare tanto, diciamo così, in grado di camminare in linea retta, ma va a zig zag, non sarebbe male dirle signorina, ma perché non le chiama un taxi e se ne va a casa, che è meglio. Insomma, mi sembra... Sì, però Antonino, scusami, sto discorso non lo veicoliamo in radio, perdonami, cioè la donna deve essere libera di camminare pure a zig zag dove diavolo vuole, a parte che qua erano in centro a Santa Maria Novella, ma pure se una donna volesse bere qualche bicchiere e andare a zig zag in periferia non deve poterlo fare, perché non ci devono essere stupratori dietro l'angolo, quindi perché sennò il rischio sempre è vengono stuprate le donne avete delle responsabilità. No, le donne non hanno nessuna responsabilità. Le donne devono poter camminare vestite come vogliono, ubriache quanto vogliono, per i centri delle città come vogliono, punto. Poi sarà un problema del loro fegato se si ubriacano, ma non è un problema di essere stuprati o no. Ecco. Ecco, sì, sotto questo profilo meglio un problema che risolve il medico che non un problema che risolve il giudice, su questo siamo tutti d'accordo. Sì, e soprattutto quel problema lo devono risolvere le istituzioni, facendo in modo che questi criminali non siano sul nostro territorio. Quindi, ripeto, basta 26enne gambiano, 26enne magrebino, 18enne egiziano, che cavoli, ripeto, mai uno stupratore danese o svizzero, diciamo le cose come stanno, a un certo punto bisogna dirlo. Sì. Allora, la volta scorsa Laura ha espresso un desiderio che insomma ho cercato di esaudire e che in ogni puntata cercheremo ovviamente di esaudire. Il fatto di arrivare verso la fine di questa rassegna stampa. Grazie, con una notizia positiva. Grazie, esattamente. Antonino. Allora io mi sarei permesso, poi vabbè abbiamo un'ultima notizia che vi daremo, che purtroppo non è così positiva, ma una notizia buona ogni tanto c'è, mo ci vuole per l'angolo ogni tanto una buona notizia. Questo è Avvenire di sabato. Allora lasciamola per ultima, sentiamo prima l'altra notizia, così finiamo in maniera positiva, dai, lasciamo per ultima la buona notizia, sì. Allora io qui, lasciandovi da parte la buona notizia... Ti sconvolgo sempre la rassegna stampa, voi non lo sapete, ma dietro una puntata come questa c'è tutto un lavoro
un lavoro che Antonino fa di selezione delle notizie, poi arrivo io che gliele scombino, gliele giro, gliele cambio all'ultimo minuto, insomma, ecco, c'è un lavoro dietro questa trasmissione. Beh, ma anche perché, essendo il programma titolare Laura Ravetto, Laura Ravetto è signora e padrona di sconvolgere quello che vuole, ci mancherebbe. Vabbè, dai, E ci metti la firma, mi pare ovvio, no? Cioè, Grazie. scusami, io sono qua, diciamo, a fare la spalla, non quella che comanda, quella che decide, il programma è tuo. Allora, questa penultima notizia arriva dritta dritta da Il Tempo. Questo è Il Tempo di domenica 9 novembre. C'è un frame di un video che è stato girato a Bruxelles, precisamente a Molenbeek, il famoso quartiere islamico di Bruxelles, che peraltro è in pieno centro a Bruxelles, dove Silvia Sardone si è avventurata facendo un video dove di sguincio inquadrava le vetrine dei negozi. Sardone in visita nel quartiere di Molenbeek, qui vendono veli islamici per le bambine. L'eurodeputata del Carroccio nel rione multietnico belga non sembra neanche di essere in Europa. Difficile darle torto, tra l'altro, perché io il video l'ho visto ed è abbastanza inquietante. Durante un sopralluogo a Molenbeek, quartiere multiculturale di Bruxelles, spesso al centro del dibattito sull'integrazione, l'eurodeputata e vice segretario della Lega Silvia Sardone ha denunciato quella che definisce una deriva islamista in molte aree urbane europee. Non sembra più di stare in Europa, ma in una città mediorientale o nordafricana, ha dichiarato. Ero una delle poche donne senza velo per strada. Mi ha colpito in negativo vedere negozi che vendevano veli islamici per le bambine. Per Sardone si tratta di un segnale preoccupante della diffusione di pratiche che, a suo giudizio, rappresentano una forma di oppressione verso le donne fin dall'infanzia. La dirigente leghista sottolinea come non possa esistere libertà di scelta per bambine piccolissime costrette a portare il velo dalle famiglie. Da qui la proposta della Lega di vietare il velo nelle scuole, considerandolo uno strumento di sottomissione. Difendere i diritti delle bambine e la parità di genere, afferma Sardone, significa opporsi all'islamismo e a chi sogna un'Europa musulmana. Non dobbiamo consegnare ai nostri figli un futuro fatto di veli e di sharia. Le parole della deputata si inseriscono in un dibattito acceso sul rapporto tra libertà religiosa, integrazione e diritti delle donne nel contesto europeo. Mi permetto solo di dire una nota a margine. Fino agli anni 60 il velo non era obbligatorio. Il velo ha assunto questo ruolo come ruolo politico dopo il nasserismo e soprattutto dopo la guerra dei 6 giorni del 1967, quando le varie minoranze arabe presenti in Europa hanno deciso di adottarlo come strumento di distinzione. Ma non c'entra niente con la religione. Comunque, prego Laura. Ma sì, una bella iniziativa, una bella denuncia, poi ecco, non è necessario stare a Bruxelles. Cioè, purtroppo fatevi un giro nelle nostre grandi città, fatevi un giro nelle periferie e troverete purtroppo un sacco di donne col velo, ma io dico anche un sacco di donne col burka, un sacco di donne in centro a Milano col burka. Ora, poiché nel nostro ordinamento il divieto di coprirsi il volto c'è già, ma poiché purtroppo anche qui certi magistrati certe volte hanno delle interpretazioni creative, io sono firmataria di una proposta di legge del collega Iezzi che precisa proprio il divieto di copertura delle donne nei luoghi pubblici e soprattutto il divieto del velo a scuola. Quindi la Lega è in prima linea su queste battaglie. Purtroppo l'Europa no. Perché io mi ricordo benissimo quando facevano la pubblicità dell'integrazione con la donna velata. Secondo me quella non è integrazione, quella è sottomissione. Pienamente d'accordo, anche perché, ripeto, non è una questione religiosa, ma è un preciso segnale politico. E allora o facciamo i laici con tutti o facciamo la sottomissione, esattamente come è stata l'incredibile polemica la settimana scorsa sulla moschea all'Università Magna Grecia di Catanzaro, che poi è dovuto intervenire Sasso. Intervenire su questo, io non ne farei uno scontro tra religioni. Qua banalmente il fatto che il velo è un segno di sottomissione della donna. Sì, cioè, certo. Non ho capito perché le donne devono coprirsi, perché le donne devono nascondere il loro corpo, se non per dimostrare il possesso nei confronti dell'uomo. Sfatiamo anche questo fatto che quello è un simbolo religioso.
quello è un simbolo di sottomissione al maschio, punto. Tant'è vero che queste donne in casa se lo levano, perché di fronte Come al no? loro marito stanno senza velo, senza burka, senza niente. Quindi è quello semplicemente il possesso del marito su una donna che magari prima è stata posseduta, nel senso diciamo formale, dal padre, che la obbligava da bambina a mettere il velo. No, no, non ti preoccupare che il velo in Egitto al tempo di Sadat, là Leni da mio padre se lo levavano quando entravano in ufficio, e quando entravano in ufficio le segretarie si toglievano velo, cenci e quant'altro, erano vestite all'europea, avevano la permanente, il rossetto, fumavano, e se venivano gli americani un giro di whisky ci scappava pure. Quindi non stiamo a fare discorsi, e parlo dell'Egitto degli anni '80 tra Sadat e Mubarak. Mio padre era un funzionario dell'ENI, Ecco, ha vedi, tu passato hai del queste tempo lì. esperienze fantastiche, familiari e di cultura che ci dimostrano che qua la religione spesso è utilizzata come pretesto Sì, appunto. per umiliare le donne. Esattamente, esattamente. Poi qualche volta ti racconterò la storia delle 3 Mercedes per far andare avanti un determinato impegno, ma questa è un'altra vicenda persa nei meandri del tempo. Comunque, andiamo a chiudere con una notizia lieta alle Bello, vai. 14:49. Good news, Avvenire di sabato 8 novembre, Rogoredo era all'8° mese, soccorsa e aiutata a partorire. Stiamo parlando del boschetto di Rogoredo, che è una centrale di spaccio terrificante che c'è proprio alle spalle della stazione. Scrive il collega Luca Bonzanini: sono all'8° mese, non voglio perderlo. Dal buio di via Sant'Airaldo, la terra in mezzo che separa il bosco di Rogoredo dalla distesa dei binari più lontani dalla stazione, spunta una ragazza. Arriva il gazebo dei volontari che ogni mercoledì sera portano cibo, vestiti e umanità a chi lì vive la dipendenza e la sofferenza, e con timida delicatezza sceglie di chiedere aiuto a loro. Sara, nome di fantasia, italiana di seconda generazione, ha 26 anni, è un pancione che gonfia il piumino leggero, il suo riparo contro il freddo che ora comincia a mordere. Ho rivisto i fantasmi dei primi anni in cui operavamo qui, da tempo non capitava una giovane incinta. Sospira Simone Feder, il coordinatore del team Rogoredo attivo dal 2017, oltre che psicologo ed educatore della Casa del Giovane di Pavia. È successo lo scorso mercoledì, appunto. Subito, insieme agli amici di Fondazione Arca che sono con noi, l'abbiamo portata in un luogo sicuro, prosegue Feder, e poi in ospedale per accertamenti. Meno di 24 ore dopo, nel pomeriggio di giovedì, Sara ha partorito il suo bambino. Si avvicinava ormai al termine e forse l'emozione per aver finalmente trovato ascolto e supporto ha affrettato la nascita. Entrambi, compatibilmente con la situazione alle spalle, stanno bene. E che cavolo, almeno ogni tanto una buona notizia la possiamo dare. Bellissimo, sì, direi che questa è una bella nuova tradizione di questa trasmissione. Sarà molto più difficile trovare le belle notizie, temo, nell'ambito Vabbè. paritario femminile. Ci comporterà uno sforzo intellettuale ancora maggiore, ma cercheremo sì di mandare anche i messaggi positivi. Bellissima notizia. Ecco, Laura, allora immagino che tu sia arrivata alla Camera, Sì. noi siamo Sentite ormai alla vociare fine di Giachetti questa. in questo momento che sta intervenendo. Ecco, quindi cosa hai da fare oggi? Ma guarda, noi oggi votiamo delle mozioni, perché in realtà ci sono delle mozioni che dovevamo già recepire da tempo, ma questo perché? Perché in realtà la vera, diciamo, legge in forno è la finanziaria, che ovviamente dopo il passaggio in Chiaro. Senato deve arrivare da noi, quindi è chiaro che non si impegna la Camera su altre legislazioni in attesa che ci arrivi a breve la finanziaria, ecco, la manovra. Benissimo, allora io ti voglio ringraziare come sempre. Grazie a te, grazie a tutti quelli che chiamano, grazie davvero alla regia, grazie al nostro direttore, grazie a tutti. E allora ci avviamo al finale con una bella canzone dei George Baker Selection, Paloma Blanca del 1975, e tra 168 ore, se avrete voglia, noi torneremo con l'altra metà della radio, la rassegna al femminile, la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà. Grazie Laura per il tuo tempo. Grazie a voi, arrivederci, al prossimo martedì. Arrivederci, noi ci ritroviamo alle 18 per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e per Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. A più tardi.